Rieccoci di nuovo con il professor Andrea Crisanti. Stavamo parlando del piano che a suo tempo aveva presentato al governo, un piano che è lì. Professore, ci può riassumere brevemente, insomma, le linee essenziali di questo piano? Che cosa aveva proposto il governo? Era un piano che aveva l'obiettivo di aumentare drammaticamente la capacità di fare tamponi, perché attraverso la capacità di fare tamponi passa la strategia di fare quelle attività di sorveglianza basate su questo network testing, cioè testare tutta la rete di contatti di una persona. Chiaramente non è soltanto il piano, non aveva soltanto l'obiettivo di creare questa capacità, ma sicuramente nella fase iniziale era una bozza, ma prevedeva anche un progetto di integrazione di numerosi laboratori in ogni regione d'Italia, prevedeva anche la capacità di laboratori mobili per raggiungere regioni remote e quindi di aggiungere flessibilità, e prevedeva la creazione anche di un sistema per poter portare i test alle persone, no? Piuttosto che evitare tutte queste file così un po' vergognose che vediamo adesso di gente disperata che non sa come fare, e nello stesso tempo creare un sistema di monitoraggio nazionale su quello, e creare indipendenza di reagenti da fornitori stranieri fondamentalmente. Ma noi abbiamo le risorse per poter fare tutto questo? Ma guardi, era un piano che aveva, cioè adesso chiaramente nella bozza magari adesso non so quanto fossero esatti i costi, però penso che ci si avvicinassero abbastanza, cioè erano circa 40 milioni di investimenti di strumentazione, circa 1,5 milioni di euro al giorno di materiale, per cui prevedeva di recuperare gli spazi e il personale nei vari ospedali e università italiani, insomma, ecco. Senta, ecco, la politica dei tamponi, lei aveva fatto la proposta di fare 400.000 tamponi al giorno. È stato detto anche in vari momenti che il tampone rappresenta una fotografia del momento. Mm-hmm. Quindi se oggi sono negativo, domani mattina potrei essere positivo. C'è anche questo pericolo però. Ma no, perché non si capisce, perché guardi, se chi argomenta questo non ha capito come usarlo. Allora, se il tampone viene usato in qualche modo per dare una certificazione di buona salute, non è lo strumento giusto, perché effettivamente il giorno dopo si può infettare. Se il tampone viene usato per testare tutte le persone che possono stare all'interno di una catena di trasmissione, allora sì, la fotografia è lì in quel momento, perché la trasmissione c'è in quel momento, io prendo e la blocco. È questo che bisogna capire. Certo. Senta, e sempre a proposito di tamponi, facendo un passo indietro, lei all'inizio voleva fare tamponi a tutti coloro che arrivavano dalla Cina. Sì. Ecco, se quella sua idea, quella sua richiesta fosse andata in porto, la storia sarebbe cambiata? Guardi, penso che vivremmo completamente un'altra storia. Guardi, anche alla luce di quello che poi è stato osservato e dimostrato sulla frequenza di persone asintomatiche, se avessimo fatto quello studio noi avremmo anticipato la lotta contro il virus in Italia per meno di 15 giorni, ci saremmo immediatamente resi conto del problema, perché non scordiamoci che quello era il mese di gennaio, che coincideva con questa festività cinese importante, per cui c'erano tantissimi scambi tra la Cina, in modo particolare l'area di Wuhan e anche il Veneto, quindi avremmo sicuramente intercettato persone infette e chiaramente l'allarme sarebbe scattato molto prima. E quindi forse non saremo anche in questa situazione? Non saremo sicuramente in questa situazione. Il virus, professore, insomma, ha creato molto dibattito anche sulla sua natura. C'è chi dice un virus creato forse in laboratorio. Guardi, non ci sono evidenze per sostenere questa tesi.
è molto difficile inserire modificazioni genetiche senza che queste lasciino una traccia. Sicuramente adesso ci sono degli strumenti di manipolazione genetica molto precisi che possono introdurre delle modifiche in modo quasi microchirurgico, che non si vede quasi niente. Però ogni organismo vivente porta nel suo DNA tutta la storia evolutiva. Significa che porta tutte quelle differenze che si sono accumulate copiando uno dopo l'altro. Guardi, vi faccio magari un esempio che ci riporta all'umanesimo. Quando si voleva in qualche modo recuperare la purezza della lingua latina, cosa facevano? Usavano due metodi. Primo, le monete, perché erano tutte uguali e quindi c'erano tante iscrizioni, quindi chiaramente lì quello che c'era scritto sulla moneta non si era deteriorato, no? Perché non è che la moneta si copia da sola, va bene? Quindi chiaramente questo era uno strumento estremamente utile. E poi che cosa? Avevano scoperto che se io per esempio ho due manoscritti, chiamiamoli uno A e uno B, e sono diversi, non riesco a stabilire quale che viene prima, va bene? Però se ce n'ho un terzo e il terzo condivide gli errori di tutte e due, è chiaro che viene dopo. Quello che praticamente ha errori che gli altri due non condividono viene prima. Lo stesso qua, guardi, la stessa cosa accade per il virus, quindi è possibile ricostruire attraverso tutte le sequenze che noi abbiamo di virus e simili la storia evolutiva di questo virus. Ed è praticamente impossibile a priori inserirla. È come se noi inserissimo una pagina moderna in una cinquecentina, ce ne accorgeremo subito. Senta, l'app Immuni, parliamo di questa app sulla quale diciamo, gli italiani non hanno creduto molto visto il risultato. È stato un grosso errore? Beh, guardi, l'app... allora, guardi, io penso che l'app Immuni sia uno strumento potenzialmente molto utile e sicuramente uno strumento concepito per non invadere la privacy delle persone, e questo però genera delle complessità di flusso di informazioni. Va bene? Soprattutto con i numeri che ci sono esatto, adesso. sì, mi faccia... Sì, prego. Allora, no, genera delle complessità di flusso proprio nel senso che uno riceve i codici, li deve anonimi, li deve comunicare, questi codici poi a loro volta generano un altro flusso di informazioni, quindi diciamo proprio per mantenere la privacy c'ha una sua macchinosità a valle, va bene? Dopodiché per funzionare bene è necessario che una percentuale molto elevata di persone aderiscono a questa app Immuni, altrimenti non funziona bene. Quindi penso che probabilmente all'inizio non sia stato spiegato molto bene le potenzialità dell'app Immuni, non si sia controllato che tutte le regioni avessero attivato tutto il flusso di informazioni. Voglio dire, io sono rimasto veramente sconcertato nell'apprendere che il Veneto non l'aveva attivato. Ma come? Qui a Padova abbiamo chiesto a tutti gli studenti di scaricarla, abbiamo fatto tutta una campagna per farla attivare e poi improvvisamente si scopre che coloro che avrebbero dovuto in qualche modo essere i campioni di fatto non l'hanno attivata. Io penso che questo sia un messaggio veramente devastante, lo dico sinceramente, che è stato dato nel caso specifico ai veneti. Torniamo invece all'utilità dell'app Immuni, cioè dove si colloca l'app Immuni. Guardi, l'app Immuni si colloca e si sovrappone nella fase iniziale del processo di contact tracing. No? Si ricorda quando le ho detto all'inizio che abbiamo la persona che va lì e interroga, quindi l'app Immuni in qualche modo sostituisce
questa componente qua. Però tenga presente che di nuovo è volontaria, quindi di nuovo una persona può tranquillamente non notificare perché negli ultimi giorni non vuole far sapere quello che ha fatto chi è contrario, tanto per essere chiari. Senta professore, il Veneto, terra di sperimentazioni, il rapido, quello non invasivo per i bambini, si sta pensando anche alla test salivare. Sono sperimentazioni che hanno un senso, un valore, una scientificità? Allora, partiamo subito con il rapido antigenico, va bene? Allora, il rapido antigenico, purtroppo, contrariamente a quello che è scritto sul foglio del produttore, non ha la sensibilità dichiarata, ma c'è una sensibilità decisamente inferiore. Questo significa che mentre l'affidabilità di un risultato positivo è elevata, l'affidabilità di un risultato negativo non lo è, perché di fatto si perde circa il 30% dei positivi. E guardi, non c'è differenza tra l'uno e l'altro, più o meno hanno tutte queste prestazioni. Che cosa significa? Significa che è un test che non può essere usato nelle azioni di prevenzione e nelle azioni di sorveglianza. Spiego un attimo cos'è prevenzione e sorveglianza. Prevenzione è quando, per esempio, voglio proteggere un ambiente, per esempio come questo laboratorio, dalla presenza di una persona potenzialmente positiva. Io, se però ho un test che non mi identifica il 30% dei positivi, è chiaro che questo non è il test giusto per fare una cosa del genere. Non è il test giusto se voglio fare quella attività di sorveglianza, cioè di network testing, perché se io voglio testare tutte le persone comprese in quello spazio di interazioni e voglio interrompere la catena di trasmissione, non devo avere nessun errore, devo essere sicuro, non posso usare un test che ha un margine di errore del 30% sui positivi. È però estremamente utile, per esempio, nel fare degli studi di comunità. Per esempio, io ho le scuole, testo tutti col test rapido, non c'è nessun positivo e vabbè, non ci sta virus in quella comunità. Rifaccio il test, faccio il test rapido e trovo che invece ci sono dei positivi, allora la conclusione che traggo è che in quella comunità c'è trasmissione virale, probabilmente ho sottostimato quanti sono i positivi e li ritesto tutti con un metodo più sicuro per eliminare la catena di trasmissione all'interno di quella comunità. Certo. Quindi dipende molto dall'obiettivo che uno si pone. Non esiste un test che va bene per tutto. E i test salivari, secondo lei, porteranno Guardi, il test, dei ecco, ma poi vantaggi? bisogna sapere che cosa sono di nuovo i test salivari. Il test salivare, quello che cambia è il metodo di prelievo del virus. Invece del tampone si usa un dispositivo che somiglia al tampone, solo che cattura il virus nella saliva. Poi tutto il processo che c'è dopo è identico al tampone normale. Quindi c'ha il grande vantaggio del salivare che è facile da fare, c'ha il grande vantaggio che usa una tecnologia ben consolidata, che è quella del tampone, c'ha lo svantaggio che ancora non sappiamo esattamente quant'è la sensibilità, cioè se di nuovo perdiamo dei positivi. Questo non lo sappiamo, però è sicuramente molto più interessante del rapido. I salivare. I salivari, perché hanno la potenzialità di avere una sensibilità simile al tampone normale e sono più facili da usare. Senta professore, si può dire qualcosa sulle persone che in questa seconda fase, chiamiamola così, vengono contagiati? Si parlava, e anche per quanto riguarda la mortalità, cioè ci sono delle differenze tra chi entrava in terapia intensiva nella primavera scorsa e chi ci entra oggi? Ma guardi, sono differenze, penso, apparenti più che reali. Nel senso che via via che il tempo passa vediamo che l'età poi di fatto media delle persone che vanno in terapia intensiva si sta alzando, poi perché all'inizio in genere si infettano sempre i più giovani, perché sono quelli che hanno più contatti sociali, quindi è
proprio un problema di carattere di probabilità. Quindi è chiaro che all'inizio c'è questo effetto legato al fatto che i giovani hanno più contatti, che di fatto l'età media sembra abbassarsi, poi via via che la trasmissione si espande e poi di fatto si risistema più o meno sui valori di prima. Cioè, guardi, l'età media era un mese e mezzo fa, circa 30 anni, adesso già stiamo su 45, se non ricordo male. Sì. Insomma. Certo. Ecco, un'altra cosa di cui si parla è la cura, le cure di fronte a questo virus. Non esiste ancora un protocollo che ha stabilito che per curare una persona, per evitare che questa persona entri in ospedale nei reparti di malattie infettive o pneumologia, debba usare quello. No. Si naviga ancora un po' a vista. No, guardi, esistono... Fino ad arrivare ultimamente, mi pare, al cortisone come ipotesi di cura. Esistono dei protocolli terapeutici che, se applicati correttamente, e sono a base, lei ha detto di cortisone, sicuramente un antinfiammatorio, di antivirali e eventualmente di anticorpi, che se usati al momento giusto hanno un impatto, nel senso che migliorano la possibilità che una persona in rianimazione ne esca viva. Senta, ecco, prima di andare di nuovo in pubblicità, possiamo dire che dalla fase 1 alla fase 2 almeno abbiamo imparato qualcosa e adesso siamo un po' più attrezzati e quindi forse si rischia meno e forse dobbiamo guardare con più ottimismo il futuro? Oppure non abbiamo imparato niente e ci troviamo nella stessa situazione di qualche mese fa? Ma guardi, io trovo frustrante che siamo con 15.000 casi, quindi in questo momento sono un po', chiamiamolo così, sopraffatto da questo sentimento, se le devo dire la verità, che poi sicuramente abbiamo migliorato la gestione dei malati, è vero, che sicuramente abbiamo fatto dei grossi progressi nel trattamento dei casi critici, questo è vero, che sicuramente abbiamo anche dal punto di vista logistico migliorato la gestione dei malati, è vero, abbiamo aumentato anche i posti di rianimazione, questo è vero, ma la battaglia contro il virus si vince sul territorio, non si vince in ospedale. Ci fermiamo per qualche istante.